tosta, difficile, soprattutto nel secondo tempo, ma un gran primo tempo, una vittoria dedicata a chi? Tifosi sicuramente erano diverse famiglie che sono sempre a fianco nostro. Contenti, è un titolo sempre importante vincere, penso che si gioca al calcio. Quindi mi sembra che abbiamo iniziato la partita benissimo, i primi 25 minuti hanno stato con intensità, hanno stato con pericolo, sempre cercando la porta dell'avversario, e poi ovviamente la Fiorentina gioca benissimo, un calcio combinativo che ti fa soffrire. Nel secondo tempo abbiamo rispettato il nostro momento alla contra, dopo con il rosso a Hiller tutto è stato un po' più difficile, però abbiamo mostrato anche una grande maturità e abbiamo saputo come soffrire in momenti di difficoltà. Perché spesso in Italia, rispetto agli altri paesi, la Coppa Italia è vista come un trofeo minore, mentre magari in Spagna, in Inghilterra, in Germania è vista invece come un trofeo molto importante? Per me è un trofeo che fa sempre illusione, è un trofeo alla fine, questo è lo che importa. Per i nostri tifosi sicuramente non è un trofeo minore, lo posso dire. Può essere l'inizio di un ciclo, tu che conosci bene Rafa, se vincere al primo anno può essere qualcosa di importante in prospettiva futura perché dà maggiori convinzioni nel progetto. Andiamo piano, ovviamente vincere è importante, è perciò che si fanno dei progetti. Speriamo di essere il primer titolo di tanti e ovviamente si deve migliorare, si deve imparare, si deve fare una rosa più completa per continuare a lottare. Ovviamente è una posizione particolare. Sì. Pepe, Dokan ci ha detto che non è stato facile per voi iniziare la partita in quel clima. Tu come l'hai visto? Tutto quello che è successo prima? Io non so esattamente che è successo, però noi dovevamo giocare, quindi il nostro lavoro, il nostro pensiero era giocare e ovviamente non so che cosa è capitato con i tifosi, si erano facendo la protesta per il ferito. Sì, perché c'era un ragazzo ferito che anche lui a nome di tutta la squadra si dice fa gli auguri al ragazzo ferito, che non c'entra non è stato un incidente legato al calcio, è stata un'altra cosa, però anche lui, anche nello spogliatoio. Ovviamente tutti avevano il pensiero di farlo bene per tutti quelli che stavano qua e per il poverino che non ha potuto farlo, però diverso, abbiamo aspettato 45 minuti in più e si è fatto difficile, però abbiamo riuscito invece a fare un inizio di partita bellissimo. Pepe, vale di più vincere in una squadra come il Napoli? Come? Vale di più vincere in una squadra come il Napoli? Che senso una squadra come il Napoli? Rispetto a magari squadre più affermate? Secondo me Napoli è una squadra importante, qua si arriva per vincere dei titoli importanti e l'obiettivo prima di iniziare il campionato era lottare per tutti i titoli e secondo me lo abbiamo fatto. Grazie. Pepe Reina,